Decisamente, è stata direi, una bella partita, vinta con un'ottima squadra, una squadra sicuramente attrezzata per fare il salto di categoria. L'abbiamo interpretata nella maniera più giusta, abbiamo giocato bene il primo tempo, con palla a terra, siamo riusciti a metterla dentro 2 volte, meritatamente. E secondo tempo non siamo entrati bene in campo, loro ci hanno, come è naturale che sia, un po' attaccato, abbiamo sofferto un po' queste palle alte dentro l'aria, prendendo anche gol su uno sbaglione nostro, però siamo stati anche bravi a andare a cercare il terzo gol in contropiede, l'abbiamo cercato e lo potevamo fare più volte fino a che ci siamo riusciti. Da quel momento la partita era un po' chiusa, direi che soffrendo, ma ce la siamo meritata. C'è da risolvere ben poco, le partite sono una volta, li stiamo giocando ben bene, li stiamo vincendo in questo momento, speriamo che duri più a lungo possibile, però ripeto, la mia squadra sta andando bene, sono contento dei miei ragazzi, danno tanto in campo, meritano tutto questo al momento. Molto felice, veramente molto felice per tutto lo che abbiamo dato nella partita. Abbiamo iniziato bene, giocando un calcio bello, poi il secondo tempo abbiamo iniziato così, però alla fine l'abbiamo vinto meritatamente, penso. Sì, veramente, hanno dato l'anima in tutti i palloni i ragazzi. Voglio ringraziarvi veramente perché hanno lasciato tutto in campo e io sono felice. No, in Italia è un calcio tattico, si gioca bene, sono campi belli qua e niente, ora col mister sto imparando tante cose anche e con i miei compagni. Dobbiamo continuare così, con la stessa voglia, la stessa fame di vincere ogni partita fino alla fine, perché il campionato ancora è lungo e dobbiamo continuare così.